Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su FIFA 17 ragazzi, siamo una modalità carriera e prima cosa che voglio dire è che ho disattivato la finestra mercato per l'estate, così guardiamo la squadra, giochiamo con le rose ufficiali di quest'anno e poi da dicembre partiamo con il mercato. Siamo Leicester, ho scelto Leicester perché visto che sul The Journey, che poi vediamo perché mi avete detto, insomma, da quello che ho letto che è solo una stagione, che è fatto un po' così, lo stanno, diciamo, portando tutti, però vabbè, insomma, volevo andare col Watford, però nella carriera voglio Leicester perché voglio, visto che sul Football Manager purtroppo non ho continuato perché, come so, purtroppo Football Manager è una serie che spacca le palle, purtroppo è bella da giocare da soli, ma da registrare dopo diventa pallosa. Allora vai di Leicester, voglio fare al massimo 2 anni e vedere se riesco a fare qualcosa in Champions League. Questo è l'obiettivo, quindi siamo già in Champions e voglio fare qualcosa in questa Champions e vedere di riuscire magari a consolidarla, a riportarla in Champions. Ecco, chiaramente l'obiettivo non è vincere lo scudetto perché la Premier, perché questa Premier è veramente impossibile. Niente, andiamo, siamo a livello campione come sempre, quindi è bello tosto, ve lo assicuro. E adesso abbiamo la Community Shield finale Manchester United-Leicester. Andiamo ragazzi, l'obiettivo è fare bella figura. Ecco, come prima partita ve la faccio vedere tutta ragazzi, poi ci saranno le lights comendiani, soliti, tutto quanto. Vorrei fare parecchie stagioni quest'anno, io spero che il mercato sia fatto un po' meglio, che non ci sia Cristiano Ronaldo che va al PSG subito. Vedremo. Oddio no, io proprio ste robe qua non mi piacciono, è bello. Non riusciamo a fare con il Leicester, signori. Vai. Community Shield. Eccola qua, bellissima ragazzi, Wembley Stadium. Vi parla Pierluigi Pardo, vi do il benvenuto a questa sfida. Sarebbe bello portare a casa la prima coppa. Ciao a tutti. Ho fatto il trofeo, come si dice, estivo, siamo usciti in semifinale purtroppo, guarda che bello. La prima gara ufficiale della stagione mette di fronte i vincitori dell'ultimo campionato contro la squadra trionfatrice in Coppa. I campioni in carica dovrebbero avere un impegno agevole. Che bello che sentire Nava. Eccoci qua ragazzi, eccolo qua il Manchester United. L'allenatore ha chiesto un'ala per rafforzare il reparto avanzato, un attaccante esterno e vedremo che cosa saprà offrire. E si parte ragazzi, Manchester United, Leicester, Community Shield. Vediamo il nostro debutto nel calcio che conta, non le amichevoli estive. Le amichevoli estive lo sapete, non le faccio mai vedere. Partiamo subito col botto. Il mercato l'ha portato, c'è ovviamente curiosità fra tifosi e addetti ai lavori per capire se è purtroppo il Leicester ha perso. Mamma mia ragazzi, il Leicester ha perso Kanté. Non un mercato veramente incredibile in questa sessione estiva. Sarà veneziano a gennaio scusate, a portare volti nuovi. Aia, attenzione, mamma mia, inizio disarmante. Schmeichel fa 2 grandi parate. Vai, Simpson. Marez, che è rimasto Marez. Mamma mia com'è bello il gioco però ragazzi, quanto mi piace sto FIFA. Sfuma dunque l'azione all'attacco. Blind, Ibrahimovic è in panca comunque, Zlatan, Zlatanone. Schneiderlin. Occhio ragazzi. Partita già collosa a mio parere. Che possiamo fare il miracolo secondo me. Attenzione, mamma mia, palo dello United. Signori, siamo partiti benissimo. Ufficiale. Drinkwater, bevi l'acqua per Fuchs. L'austriaco a Dorian Gray. Fallo, oh. Mkhitaryan, ammonito Mkhitaryan. Viene ammonito e va subito dunque nella lista dei Fuchs. cattivi. Deve stare molto attento. Il prossimo giro è rosso. Mendy che ha sostituito Kanté. interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Attacco punta unico, ha lasciato fuori Okazaki, anche le... oddio, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Ragazzi, inizio veramente disarmante. Devo prendere molto la mano ragazzi, purtroppo partire in diretta subito con una coppa non è il massimo. Vardy. Anche Vardy è rimasto, non è andato all'Arsenal e meno male. Tutti tranne l'Arsenal ragazzi, la squadra che odio di più in assoluto.
In Premier, ragazzi, sto prendendo le bombe da qualsiasi parte. 19 minuti di fuoco, United devastante. Mourinho è incazzato, però vuole sfruttare queste occasioni. Questo fallo non l'ho capito. Ha ammonito anche Drinkwater. Non ci sono dubbi qui, ammonizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Pallone finisce altissimo. Nessun pericolo. Si incazza Bruce. Bruce Wayne si incazza. Vardy. Niente, non ne prendiamo una, signori. Carrick. Guadagna No, metri. devo prendere la mano leggermente. Occhio al Non calcio può di fischiare punizione ogni per fallo, lui. però. C'è tensione, signori, c'è tensione qua a Wembley. Bruce fuori. Ha cercato la rete dalla distanza, ma insomma, qualcosa non ha funzionato. Schmeichel. Ha preso una zolla o Simpson. forse la palla gli è rimbalzata male. Deve stare calmo Leicester. Fatto sta che ha mancato il bersaglio di parecchio. Mamma mia, non riusciamo a fare un passaggio in croce. Ragazzi, devo allenarmi veramente tanto. È cambiato molto rispetto a FIFA 16, Rooney. Punta La demo era proprio semplice, cazzo. Buon possesso Calma. palla, caccia di spazi. Però avevo anche il Manchester, cazzo. Attenzione. Può servire un compagno. Aia. Show. Esce e recupera il pallone. Grandissimo. Vai. Dorian Gray. Bravissimo Dorian Gray, per me che lui è Dorian. Bravissimo. Vai Albrighton. Metri a disposizione. Molto bene. Vai Gray. Gray. Gray la mette in mezzo. Buon intervento difensivo. Ci siamo anche noi, cazzo. Sugli angoli ancora non li ho imparati. Allora, usa L per posizionare l'indicatore e stabilire la direzione della palla. Prima di tutto proseguire uno spiovento mentre la protettoria attesa. Ok, non ho capito un cazzo. Bello. Si riparte con una rimessa dal fondo. Bello questo, buono. Come fare a lasciare in panchina Ibra, però vabbè. Ragazzi, attenti. Schmeichel si è fatto dei miracoli finora. Spazio per andare. Vanno a girare il pallone molto bene. Occhio. Occhio Rashford. Palla larga. Mamma mia. Hanno l'occasione per portare Occhio. il vantaggio. Riesce benissimo Che ci sta andando sui di piedi culo. il portiere. Di culo. Buttiamola via che è meglio. Veramente primo tempo da panico, eh. Primo tempo da panico. Vai. Drinkwater. Vai Drinkone. Vai Drinkwater. Drinkwater. Towers, le due torri come simbolo. Il nuovo non è da meno con l'arco d'acciaio costruito sopra il North Stand. Mamma mia che merda, oh. Principale visibile da Un cross di Drinkwater degno del peggiore a Battlefield. Per le principali manifestazioni calcistiche del paese. Qui si Simpson. disputano infatti le finali di FA Drinkwater. Cup, League Cup e Community Shield. Ah, Marez. Occhio a Wayne Rooney. Occhio. Ah, ottimo intervento. Buona la chiusura. Però ragazzi, mi stanno pressando. Tiro. Non si Fioi fa Sam Schmeichel. Mamma mia che inizio, Fioi. una bandierina per lo United. Sono leggermente preoccupato per la stagione, ma proprio leggermente, Fioi. Bravo Schmeichel, bella uscita. Vai Mandy. Vardy. Jimmy Vardy. Vardy. Bello sto contropiede. No. E si chiude qui il Ma primo quella zoccola di tua mamma, ma dai, no, ti faccio un'azione. Però, questo non è, infatti, questo è le... Mettiamo King. Quindi non aver fatto gli acquisti che ti porta ad avere qualche problemino in più. Ci sarà un cambio. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Però volevo far così, cazzo, prendere più reale. Almeno la prima parte di stagione deve essere fatta con i giocatori ufficiali. Sì, Brava, va bene. rimessa laterale per lo United. Mettiamo un difensivo, giochiamo in contropiede. Difensiva, basta. Ok. King.
Vardy. Vardy. Bravo. Fuchs. Fuchs per Mendy. Niente. Bailly. Arriva una notizia ufficiale. Arriva l'intervento del direttore di Trasferimento concluso Gund. Ma perché sbora anche Morgan? cartellino giallo per lui. Sensazione che Ah, Dio mio. Bravi. Vai Drinkwater. Drinkwater. Bellissimo per Vardy. Vai Vardy. Vai ancora Drinkwater. Drinkwater gioca più a sinistra che sboro che al centro. Grande pallone verticale. Bravissimo. Drinkwater. La beffa gol. Non ci credo. Non ci credo per poco. Arrivava il beffone. È il primo vero tiro. È il primo tiro. Anzi attenzione. Mamma mia. Bailly. Mamma mia, per poco c'era il beffone obeso. Attenzione, Fuchs. Recupera bene il pallone. Mamma mia, quanto rischia. Dai che anche il Manchester sbaglia. Vai che stiamo pressando. Senza problemi. Palla in out. Dai che stiamo pressando anche noi. Entra esce Schenderlin. Herrera. Cazzo, che occasione con Drinkwater. Cosa mi ha preso Romero. È stata rubatissima, però. Sarà dura sta Premier, però. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Mamma mia. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane Per poco Pogba. in parità. Intramata esce Rooney. Vardy grandissimo per King. Vai King. Grandissimo King. Vai King. Vai King. Entra in area King. Non ci credo. Meglio comunque nel secondo tempo. Stiamo giocando un po' meno. Stiamo cominciando a prendere leggermente le misure. Anche se prendiamo le bravissimo Drinkwater, il migliore in campo dei nostri. Vardy. Vardy. Mendy. Mamma mia. Non capisco sti angoli. Di testa Morgan. Non ci credo. Migliori in campo fin qui i portieri. Eh sì, cazzo. Secondo tempo però ci siamo anche noi, Ci siamo anche noi nella seconda frazione di gioco, come si suol dire, come dicono quelli bravi. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Grande Drinkwater, però, Me lo godo Drinkwater. Possesso per lo United. Cercano il buco della difesa. Che palle. Una mattonella molto interessante. Ha ammonito anche Simpson, fino al 71esimo. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi. Non va fa. Non accenna nemmeno una protesta. Zlatan. Zlatan. Bravo Michael. Il primo tempo ha salvato tutto nel primo tempo, Mamma, per poco Drinkwater mi rubava anche questa, in moto perpetuo water. Attenzione Darmian, bello. Bel cross di Giampaolo Darmian, perché lui è un po' Giampaolo. Vai Michael. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Sono entrati tutti, Pogba, Ibrahimovic, ci sono tutti, Paolino Pog. Il prossimo match della Premier League li vedrà di scena in trasferta. Potete seguire questa e tutte le altre partite solo qui su EA Sports. No, bellissimo. Attenzione Mata, questa dormita nostra. Ancora Mata. Martial, murato dal difensore. Grandissimi fioi. Marez, si è visto poco Marez. Anche il modulo da vedere se continuarlo. Vardy show. La perde però. Ma la recupera Vardy, che cuore, va bene, anche se dopo almeno abbiamo fermato l'azione. Si avvicina all'area. Poi rischiato l'espulsione, fioi. Bravissimi. Vai Vardy. E Vardy se ne va. Non ci credo, Vardy. Per Drinkwater. Bevi l'acqua, la mette. Bevi l'acqua, la mette. Bevi l'acqua. Perché per me bevi l'acqua. 5 minuti al fischio finale con un gol. Grande Vardy. Come comincia questa stagione calma. Boom. Molte nel corso
Calma. Calma, Mourinho è scioccato, signori. Attenzione, sbaglia tutto lo United che è nervoso. Vardy. 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 Mamma mia, Vardy. Non potevano iniziare dalla Premier, cioè sono troppo perfetti i giocatori. L'atmosfera. Calma. Con la linea difensiva ho giocato meglio nel secondo tempo. Simpson la recupera, lo United non c'è più. Attenzione Vardy. Attenzione Jimmy. Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. Mamma mia, calma, calma. Darmian. Mamma mia, fallo abbastanza brutto di Vardy. Ha ammonito anche Vardy, fai di cuore. Che cuore, signori, che cuore osceno. Quasi inaccettabile il cuore di questo Leicester. Ah, che stagione, Fioi, che stagione. Come siamo partiti? Forse la vinciamo. Forse vinciamo il primo trofeo. E Vardy ancora di cuore, da fastidio. Attenzione, perché l'arbitro l'aveva già No, non puoi... No, non mi puoi dare il rosso così. Pago il fallo subito, Vardy espulso, incredibile. Incredibile. Un fallo tanto brutto quanto inutile, ma perché? Una sciocchezza che rischiano di pagare cara. No, non pago niente, non pago niente. Mendy, King. E si va a vincere la coppa. Come si comincia, signori? Come si comincia? Mamma mia, raga, mamma. Guarda Marez, guardalo Marez, l'ha fatto un cazzo Marez, ma se la gode. Mi si porta a casa la prima coppetta. È il momento della festa, è il momento del protocollo per grandissimi, Vardy espulso, vabbè, drink water, signori, bevi l'acqua. la fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra, per questo che è un momento bello, importante, bellissimo. Grandissimo Leicester, grandissimi ragazzi, grandissimi. Grandi raga, grandi. Emozione grande, Fioi. E ovviamente in tutto il cerimoniale. Una cosa meravigliosa vedere la squadra risultare così. Buono raga, questo primo video parte con il botto. Vittoria anche fortunata. Nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto cagare. Però intanto arriva il primo trofeo del Cume alla prima partita. Una partita, una vittoria. Bravi ragazzi. Grandissimi. E si va a vincere il Community Shield. Mi viene quasi da piangere, signori. Le lacrime scendono, veneziano. Le lacrime scendono. Allora, ufficio. Ok, adesso per il mercato aspetto dicembre per cominciare. Una partita, cazzo. Anche lì me la dà in campionato, me la dà, che cagata. Ci vuole 7 milioni di budget. Vediamo se mi accreditano un trofeo. Sono curioso. La mia carriera. Vediamo. Perché mi dà anche la cosa. No, coppe nazionali vinte, no, non me la considera. Non me la considera purtroppo. Però vincitore il Community Shield così, ok. Qua sono anche le amichevoli mi dà come partite, perfetto. Buono raga, sotto il comandone veneziano si parte con il primo trofeo, Community Shield. Noi chiaramente lo contiamo, che se qua mette come coppe nazionali mette probabilmente le Coppe Italia, le FA Cup e la Coppa del Re e così via. Ciao!